Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Paolo, cantante, attore, showman, sempre con risultati sorprendenti. Ma qual è la vena artistica che senti più tua? Guarda, basta che tu mi faccia fare tutto quello che hai detto io, secondo me hai esagerato, però adoro fare tutto quello che hai detto. Da bambino sognavo di fare questo, adesso mi permettono di farlo, quindi cerco di farlo il più possibile. Poi ti ripeto, non so se sono in grado di farlo. Le tue radici musicali affondano nello swing e nel rhythm and blues. Quanto è difficile emergere artisticamente in settori musicali economicamente marginali? Tra l'altro, guarda, io vengo da una famiglia molto umile. Mio padre faceva il benzinaio, mia madre faceva la cuoca. E per comprarmi la chitarra mio padre diceva: vuoi comprare la chitarra? Ok, vai a lavorare. E lo stesso è uguale per la batteria, per il pianoforte. Io mi sono comprato tutti gli strumenti e ho dovuto arrangiarmi. È la passione che riesce a fare le cose. E poi anche avere attorno delle persone che condividono con te questa cosa. Sappiamo perfettamente che tuttora quello che facciamo non è così di grande business, però poi vedi, alla fine sono 15 anni che giro con una big band, sono tanti anni che giro con questi grandi impianti, no? Con questo bellissimo palco, e questo vuol dire che alla fine, grazie a Dio, esiste anche non solo dei musicisti o delle persone come il mio manager così che mi seguono, ma anche un pubblico che sceglie e non si fa scegliere. Il tuo punto di riferimento artistico all'inizio della tua carriera, chi era? Allora, ne ho avuti diversi, Fred Buscaglione, John Belushi, James Brown, Enzo Iannacci, Renzo Arbore, insomma tutti quelli che hanno sempre fatto musica a 360 gradi. Tu devi tantissimo al Festival Bar che hai vinto 2 volte. Cosa ricordi di più di Verona e che cosa ricordi di più del Festival Bar? La prima volta ho vinto con Dr. Jazz e Mr. Funk, la seconda con Sotto questo sole, e mi ricordo di questa arena gremita che cantava parola per parola le mie canzoni, io non dovevo fare niente. Poi un'altra cosa mi ricordo, che feci fare un gioco al pubblico e tuttora Mediaset, quando deve trasmettere delle cose, manda quell'immagine lì. Quindi me lo ricordo ancora perché sono quelle cose più grandi di te, che istintivamente fai delle cose e fai delle cose che arrivano a tutti. Bellissimo, spero di tornarci all'arena. Tu hai avuto anche l'onore di aprire i concerti di Vasco Rossi all'inizio degli anni 90. Al di là del pubblico, di vedere questa marea di gente che mi voleva bene, con me porto tanto il rispetto e la disponibilità di Vasco. Cioè Vasco non gli interessava avere con sé gente al primo posto della classifica, gli interessava avere persone che lo emozionassero. Questo mi è rimasto sempre, la sua grande umiltà e la sua grande disponibilità anche di mettere a disposizione il suo palco, che voglio dire, non è da tutti fare un gesto così generoso. E hai avuto anche la fortuna di duettare con decine di cantanti. Chi ti ha impressionato di più? E soprattutto puoi dirci anche qualche aneddoto magari curioso? Guarda, naturalmente da tutti impari, da tutte ti emozioni, quindi non voglio fare nessun torto, però uno su tutti lo devo dire, Dan Aykroyd. E un giorno Dan Aykroyd è arrivato a questo spettacolo, ha cominciato a cantare con me e mi ricordo che dissero: guarda che comunque viene e farà solo una canzone. E invece mi ricordo che è arrivato, è salito sul palco, dovevamo fare appunto un pezzo come avevano detto loro, invece abbiamo fatto un'ora, poi ci hanno fatto smettere perché il tempo era finito. Sei attivissimo nel campo della solidarietà con Teleton da tantissimo tempo e adesso sei anche un attivo sponsor della LAV, che è la Lega Antivivisezione. In questo caso le cose si fanno e non si dicono. Grazie a Dio esistono tante persone in Italia che si adoperano per fare qualcosa di costruttivo, soprattutto per il futuro dei nostri figli. Quindi insomma io lo faccio perché credo che sia giusto così per mio figlio. Nel mondo di oggi cos'è che proprio non sopporti? E mi dà fastidio invece che molte persone cercano di tenere ignorante le persone, e le persone hanno il diritto
di crescere culturalmente. Sei ospite a Roveredo di Guada un paio di giorni, come ti sei trovato da noi? Fantastico, ero in dieta, sono arrivato qua, mi hanno messo all'ingrasso. E infatti adesso c'è il risotto e ci dicono che dobbiamo andare. Però prima soltanto per piacere un saluto a tutti gli amici di Pianura News. Ciao ragazzi, sono Paolo Belli, state guardando pianuranews.tv, quindi mi raccomando non cambiate. Grazie Paolo.